Ultima pagina, il Fondo Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia ha presentato oggi il fondo aggiuntivo legato alle produzioni in lingua friulana, uno strumento per incentivare le produzioni cinematografiche in marilenghe. Ha seguito per noi la presentazione Daniele Paroni, sentiamo. Sono al visionario, grazie della linea, al visionario di Udine, dove è stato presentato il fondo aggiuntivo per l'audiovisivo. Con me c'è Paolo Vidali, direttore per il fondo per l'audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, che ci illustra quali sono le condizioni e appunto le possibilità per accedere a questo fondo. I requisiti per accedere al fondo sono i medesimi degli anni passati. Il fondo esiste da 15 anni e noi appunto diamo dei contributi per la realizzazione, per lo sviluppo e per la realizzazione di prodotti audiovisivi. Da quest'anno ci sarà un fondo aggiuntivo che verrà dato alle produzioni in lingua friulana. È aggiuntivo in quanto questi progetti devono superare, come tutti gli altri, la valutazione del comitato tecnico, quindi saranno assolutamente progetti dello stesso valore, almeno dello stesso valore degli altri progetti audiovisivi. Il finanziamento aggiuntivo è un incentivo per utilizzare la lingua friulana, ma non vuole essere e non sarà un rinchiudere i progetti in lingua friulana in una seconda categoria o comunque in una categoria a parte. Saranno progetti che avranno le stesse qualità degli altri progetti, ma avranno in più la lingua friulana e per questo avranno un finanziamento aggiuntivo. Senta Vidali, quali sono i paletti? I paletti sono rappresentati innanzitutto dal fatto che il progetto deve essere presentato da un'impresa che abbia come scopo principale quello della produzione audiovisiva, quindi non possiamo accettare domande da associazioni oppure da privati, e questo è il primo paletto. Il fondo è alimentato dall'assessorato alle attività produttive, quindi tende giustamente a sottolineare l'aspetto produttivo e imprenditoriale dell'attività cinematografica. Poi ovviamente ci sono i paletti determinati dalla qualità intrinseca del progetto e quindi dalla capacità dei professionisti coinvolti, ovviamente, quindi sono importanti i curriculum, e anche e non solo dalle capacità produttive dell'impresa, cioè dalla sua capacità di relazionarsi in un mercato nazionale e internazionale, quindi poi di fatto a rendere fruibile quello che sarà il prodotto finale in un territorio più ampio. Senta, il fondo per l'audiovisivo è cresciuto negli anni, prova ne è che anche quest'anno c'è qualche soldino in più. Sì, diciamo che è cresciuto con alterne vicende nei nostri ormai 15 anni di vita. Negli ultimi anni sicuramente questo incremento è stato più sensibile perché anche quest'anno avremo una cifra disponibile per i contributi di 1.250.000 che è quella che abbiamo avuto nel 2021 e che è sicuramente la più alta nella storia del fondo, ma forse il risultato maggiore è nei risultati appunto che i film prodotti dalle imprese di questa regione hanno ottenuto sui mercati internazionali, sui festival. Io ricordo che quando il fondo è nato nel 2007 nessuna produzione realizzata da un'impresa di questa regione aveva avuto riconoscimenti fuori dal nostro territorio. Da quando il fondo esiste 46 produzioni realizzate da imprese del territorio sono state presentate sui principali festival internazionali, quelli che vengono chiamati i festival di serie A. Senta, il ruolo dell'Arlef? Il ruolo dell'Arlef è importante non solo perché è attraverso l'Arlef che c'è fondo aggiuntivo e quindi una disponibilità economica ulteriore, ma l'Arlef avrà in qualche modo la responsabilità dell'aspetto linguistico, quindi non saremo noi e non sarà il Comitato a stabilire la validità linguistica di questi progetti, ma sarà l'Arlef a farlo, ovviamente per le competenze che l'Arlef ha. Allora io ringrazio di cuore il dottor Paolo Vidali, direttore per il fondo per l'audiovisivo del Friuli Venezia Giulia. Dal Cinema Visionario è veramente tutto, a voi la linea.